Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live del vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo di questo circuito che avete visto in anteprima nella mascherina principale del Sole, di questo circuito che serve per ridare praticamente alle persone la chiarezza, la vitalità, la potenza, l'energia, la purezza. Queste sono le qualità e i valori tipici di questo associati a questo circuito e vi ricordo che i 3 decagoni sono praticamente la creazione, ha 2, simboli e sto parlando del circuito che avete visto, 2 simboli di Giove che rafforzano, ha il simbolino dell'infinito sotto e la cornice per disimpregnare, per, portare alla purezza sempre questo circuito. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Maretto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social e anche di andare nel sito capitano.altreviste.org. I link sono sotto qui in descrizione dove potete scaricare 20 ebook gratuiti con più di sono stati scaricati 150.000 ebook con più di praticamente 2 milioni di circuiti quaranti radionici che il vostro Marietto ha regalato all'umanità. Vi ricordo anche che c'è una sezione shop dove si può tranquillamente acquistare dei servizi di pulizia radionica, ebook speciali e il ciondolotto molto particolare dell'albero sacro. Bene, parliamo un po' di questo simbolo molto importante, che, è identificato con un glifo, una sorta di segno planetario. Trattasi di un cerchio appunto con un puntino nel centro che, la coincidenza vuole che sia anche un simbolo alchemico. Il suo significato è legato al tutto cosmico e al raggiungimento della perfezione interiore. Se il piccolo puntino è Dio e il cerchio più grande chiaramente è l'universo. Rappresenta dunque l'ego di ogni individuo e il suo modo di relazionarsi con la creazione. Al momento della nascita il sole illumina il nostro cammino, la nostra personalità e ci rende visibili al mondo. Poi è chiaro che spetterà a noi, no, impiegare le nostre energie interiori verso il bene o il male, no, e questo circuito chiaramente a chi serve? Serve a quelle persone che vogliono, attivarsi e ricaricarsi e avere più chiarezza, più vitalità, vogliono aver più energia, più potenza. Praticamente vogliono portare il proprio io verso la luce originaria del sole. Chiaramente questo è un simbolo anche alchemico, dovete capire che non esiste solamente il sole, con la luce come intendiamo noi, perché dall'altra parte noi abbiamo la luce eterica e quindi la luce eterica non ha proprio bisogno del sole come noi intendiamo noi. Quindi questo circuito come si usa? Chiaramente si mette il testimone sopra al puntino, no, con su scritto anche quello che si vuol raggiungere. Io vi consiglio di lasciarlo massimo un mese, oppure chiedete al pendolino quanto tempo ha bisogno questo circuito per voi, no. Ovviamente è un circuito propositivo, solo benefico, che vi ricarica a livello energetico e potete usarlo anche per altre persone. L'ideale comunque è, massimo un mese, perché dopo il corpo eterico si sa. Bene cari amici, penso di aver detto tutto. Vi ricordo che i link son sotto qui in descrizione se volete raggiungerci nei nostri canali YouTube, o iscrivervi chiaramente se volete lasciare un like, oppure raggiungerci nei nostri gruppi social di Facebook, dove basta che scriviate Maglietta Veneziana o il De Gala e ci trovate, oppure se volete scaricare questo circuito anche nel sito capitano.altreviste.org, dove ci sono anche altri circuiti di questo stile su tipo Venere, Marte e tanti altri. Bene cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima live.